Una partita da playoff al capannino tra Follonica e Sarzana, alla fine il Follonica la ribalta nella ripresa, però io credo ci sia un po' d'amarezza, Paolo De Rinaldis, perché il tuo Sarzana ha giocato splendidamente almeno per 40 minuti. Sì, è un'analisi che condivido, io ti ringrazio delle belle parole, purtroppo non ci lasciano punti. E sì, c'è da recriminare perché a 9 minuti dalla fine vincere 3-1 qui, che è un campo sappiamo dei più difficili d'Italia, significava aver giocato una partita importante. È chiaro che dopo, quando si è alzato un certo tipo d'agonismo, magari anche qualche giocatore un po' meno esperto ha sofferto questo tipo di discorso. Non è una critica, ma è una valutazione secondo me oggettiva dal mio punto di vista. Per quello che riguarda il Follonica, credo che abbia fatto la sua partita. Non trovo forse giusto questo risultato, forse magari un pareggio per quello che si è visto in campo forse sarebbe stato più giusto, però prendiamo questo, ci portiamo a casa comunque delle cose positive sulle quali cercheremo di lavorare ulteriormente e su quelle negative allo stesso modo cercare di migliorarle. Tra l'altro il Sarzana è a un passo dalla qualificazione nella World Skate Europe, la partita di ritorno, anche se nulla è mai scontato, però insomma si parte dall'8-1 contro il Monza e quindi insomma una stagione davvero oltre le aspettative? Sì, sì, sicuramente, almeno per quello che riguarda gli obiettivi che la società si era data, ci eravamo dati, diciamo che stiamo facendo bene, i ragazzi stanno giocando anche bene, delle buone prestazioni. Abbiamo questo ritorno, incrociamo, insomma il risultato è dalla nostra parte, cercheremo di andare a onorare l'Italia, insomma, e questa Coppa alla quale noi comunque teniamo molto. Magari chi lo sa, potremo ritrovare il Follonica là e magari chi lo sa, potrebbe essere anche un'occasione anche per riconfrontarci. E poi dopo l'hockey è bello perché ci offre sempre delle opportunità di rilancio e anche di rivincita sportiva.